Buonasera, benvenuti da Filippo Alongi, dal campo comunale di Concadoro di Monreale. Pedro Morale, benvenuti a Cusparano contro Carini, gara iniziata da 4 minuti, diciamo c'è stato un anticipo di mezz'ora non segnalato a me e chi se ne occupa delle designazioni. Una partita che avrei preferito, mi sarebbe piaciuto presentarla meglio, sia sui nostri canali social, sia dal punto di vista dell'introduzione, per chi come ci segue sa, che aderisce ai nostri servizi, sa il tipo di servizio che andiamo a offrire. Ora dovremmo cercare di recuperare il più possibile. 0-0 dopo 4 minuti e qualche secondo, approssimativamente 4 minuti. Cerchiamo di riprendere ciò che è successo, tanta gestione, tanta corsa. Arriva il Cus Palermo, si ripresenta in casa, ritorna in casa da prima in classifica dopo lo scontro vincente col calcio di Cile, vinto per 2-1 sulle firme di Pupella e Puccio. Incontra il Carini su una gara che trova tanti punti, tanti fattori su cui parlare, su cui discutere, trova tanto occhio qui alla sventagliata dell'estremo difensore del Carini. Diciamo una gara sentita per tanti interpreti in mezzo al campo. Ci sono vari ex come Piralamia, come Antonio Marchiano qui inquadrato sotto di noi, ma anche Candela nel Carini, pronti a giocare, a dare il meglio contro la propria ex squadra. Giocatori che hanno trovato grande passato al Cus Palermo con mister Adeola. Oggi si torna in campo da avversari, ma occhio a quella botta di Bolzano sul secondo, conclusione che termina alta in un rinvio dal fondo per il Città di Carini, rinvia al portiere. Rinvia al fondo Carini, cercando di uscire lungo i lati. È motivo di questo, poi a seguire per questo ritardo. Al momento non abbiamo nemmeno una distinta delle Città di Carini, incredibile. Problema non causato da noi, mancata segnalazione dell'anticipo della partita. Quindi cerchiamo di riuscire a fare con la gara. Siamo al sesto minuto circa, 0-0 in questa nona giornata di Elite Under 17 tra queste due squadre, uno degli scontri più avvincenti di questa giornata. Ora occhio qui, palla uscita lungo i lati, non arriva Gallì, nemmeno Balzano. Funziona l'anticipo di Peralamia per servire lo scarico dietro dal suo capitano. Possesso Città di Carini, apertura totale verso i lati, deve scalare, chiudere il tiro del giocatore, doppia deviazione. Il Cus ora vorrebbe uscire con la palla tre piedi, servendo Mondala, bene qui sulla giocata, ne salta due. C'è guida sulla verticale, allarga tutto a destra verso Maurizio Brusca, protagonista della doppietta, qui in cassa contro il Bagheria, chiamato oggi a confermare il suo grande periodo di forma. Mette la palla dentro, arriva una presa sicura, una presa dell'estremo difensore del Carini su un ottimo guizzo di Maurizio Brusca, uno dei protagonisti di questo avvio di gara, questo splendido avvio di stagione del Cus Palermo, che non peraltro vede la squadra di Mestradella prima in classifica dopo lo sconto diretto vinto dal Cus per 2-1 calcio di settimana scorsa, come ci ho detto. Quindi 9 partite, quindi contiamone 8 al momento, 7 vittorie e una sconfitta pesante per 6-0 contro il Club Palermo. Poi è riuscito a trovare la quadra piena. Il Cus è chiamato oggi a riconfermare questo fattore. Bene, qui il 10, Galli, oggi scelto lui con la 10 sulle spalle, sbaglia il tocco, la palla ritorna buona per i giocatori del Carini, con Antonino Marchiano, una delle stelle del centrocampo di Adeola fino all'anno scorso. Oggi si rincontrano in campo in un bellissimo duello. Pupella allunga il piede, Galli va a fare interdizione con la palla che ritorna lungo i lati per essere gestita comodamente da Piralamia, da Marchiano, sull'appoggio del 4 Candela sul trio ex Cus. Apertura totale a sinistra, deve andarla a chiudere il 2, la palla ritorna lì dal 10, occhio al palleggio, occhio alla gestione delle Carini, che prova a entrare in aria trovando una chiusura sicura di Benedetto Failla, che allontana, rimettendo la via più lontana che può. Failla, che lì ci crede, contro Lamia, sbraccio per Lamia, c'è a terra il giocatore, c'è a terra Balzano, bisogna fermare il gioco, verifica le condizioni dell'11. Sì. Si può andare, si può giocare, Lamia andrà lungo linea, palla provata a essere indirizzata verso l'area di rigore. Candela qui tocca, non riuscendo a arrivare lucido sulla giocata, sarà rimessa la taglia per i padroni di casa del Cus.
Failla lungolinea. Balzano appoggio per Guida. Potrebbe pensare di calciare al volo, preferisce ridisegnare e reinventare la giocata mentre si sovrappone solo il 2. Bene, questa palla servita sullo spazio. Brusca non riesce a servirlo con i giri giusti. Palla leggermente corta. Ora occhio all'uscita. Arriva prima Marco Pupella. Servendo Mandala. Si libera benissimo ancora dell'uomo Mandala. Apre sui lati, la palla resta in campo, naviga sulla linea laterale, pronta a reinventare una giocata. Vediamo qui il numero del 2. Provando a rientrare, l'ultimo tocco è stato proprio del Cus Palermo, sarà rimessa laterale per rimessa al fondo, scusami, per il Città di Carini. Rivia al fondo Carini che gioca lunghi ai lati dalle parti di Giuseppe Ferdico, cercando centralmente il suo numero 4, cercando centralmente Candela, non trovato qui. Ora palla per Gallì, messo giù, non c'è niente, secondo il direttore di gara, lascia per seguire il gioco. Tenuto con piacere, oggi in campo scende il signor Tuzzolino della sezione di Palermo a dirigere questa gara, questa nona giornata in Live Elite. Occhio alle spinte sui lati, prova ad andare così Antonio Menino per andare al limite sull'inserimento di Marchiano che prova ad allargare da Candela, si va a chiudere in mezzo al raddoppio delle Cuspare, poi fa il Gallì diretto sulla palla, perfetto l'intervento di Riccardo Gallì, chiamato ad impostare allargare sulla di destra. Va Maurizio Brusca, insegue alle spalle Mannino mentre chiude lì sulla corsa la Mantia. Duello 3-2, ha avuto una meglio la Mantia, poi forse c'è un fallo, arriva infatti ora la chiamata del direttore di gara che segna un calcio di punizione in favore del Cus Palermo sulla gara che sta prendendo il ritmo giusto, sta prendendo il ritmo che ci aspettavamo. Calcio di punizione per il Cus. Calcio di punizione Cus Palermo. Calcio di punizione Cus Palermo. Si va a battere quelli che il fallo è procurato per abbattere Maurizio Brusca. Andiamo a dare un'occhiata dentro l'area di rigore. Sembra essere questa la zona calda su questo sviluppo. Guardate come riusciamo a entrare dentro. Questi sono i nostri servizi esclusivi di TV La Voce del Campo. Brusca, scoma col tacco prolunga. Guida non arriva, richiama un tocco del Carini Valerio Guida, non c'è niente per l'arbitro, sarà semplice rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Città di Carini. Rinvio al fondo dalle parti di Francesco Marasà. Balzano prova ad impostare Gallì con l'avversario che arriva, il capitano Luca Cardinale si infila toccandolo lui per ultimo, l'ultimo tocco è rosso e blu e la rimessa laterale per il Cus Palermo, per la squadra di casa. Mentre noto con piacere, attenti sono gli spettatori qui in live, saluto tutti gli spettatori da casa che ci seguono, i nostri fan di TV, saluto tutti gli spettatori che ci seguono da remoto, spero di riuscire a garantire come al solito un servizio efficiente, da qualità audio e qualità visiva per la partita qui svolta. Mandala in posta e cambia tutto sulla destra. Gioca dalle parti di altezza, occhio al doppio scambio, brusco, non riesce a servire 1-2, quindi ora scappa lì sul lato il Carini, lo fa con gli attaccanti sulla sinistra. Il recupero torna comodamente dalle parti del difensore centrale ma numero 5 del Cus, dalle parti di Motisi. Brusca, forse allunga un po' la gamba qui. Puccio commette fallo, Samuele Puccio. E calcio di punizione per il Cus Palermo. Calcio di punizione Cus, che ritorna a giocare lì corto sui lati dalle parti di Mandala. Brusca ritorna lì Mannino a mettere pressione, poi Mandala si ritaglia una deviazione, l'ultimo tocco è stato del Carini, possesso per il Cus Palermo con altezza che giocherà a corto. Dolome che arriva, no? Ci ripensa, vediamo dove imposterà la giocata. Ricordo intanto chiaramente due tempi da 45 minuti, siamo ormai nel calcio dei grandi in quanto categoria Under 17, due tempi da 45 alla nona giornata a livello Under 17, Cironia siciliano, col Cus Palermo che si presenta qui davanti diciamo, al proprio pubblico, se vogliamo dirlo così, in casa da capolista dopo la vittoria col Calcio di Sicilia. E l'insider, il Città di Carini, che oggi arriva qui a Monreale, al campo comunale Concadoro di Monreale,
per inseguire dopo un avvio non semplice, non opposto a 7 punti al momento. Mentre si gioca in contemporanea, no ancora no, siccome c'è stato l'anticipo delle 14:30, ancora dobbiamo fare mente locale su questo sviluppo. Si giocheranno alle ore 15 tre gare di questo girone. Ci sarà Atena contro Enna, Catania Panormus e New Eagles Buonpastore. Diciamo, Catania contro Panormus può essere un motivo anche di sollievo nel CUS, in quanto anche il Catania giocherà, anche la Panormus giocherà col Catania, squadra che non farà classifica, con cui hanno già giocato calcio di Cile e CUS Palermo, e quindi in caso di punteggio oggi potrà ancora di più allungare la squadra di mister Davide Adeola. Questo è lo sviluppo, questa è la lettura da fare in vista di questa nona giornata di Allievo Elite, di questi scontri delle ore 15. Mentre a proposito di 15, siamo al 15° del primo tempo, al primo quarto d'ora di gara, CUS Palermo 0, Carini 0, due squilli leggeri del CUS nell'avvio. Ora tanto possesso, tanta offensività in avanti, vedremo cosa riusciranno a trovare in questi minuti entrambe le formazioni. Grande uscita qui del portiere, ma la palla resta di 3 piedi di Balzano, che la manda sull'esterno. La manda sull'esterno Balzano dopo l'uscita di Marasà, cercare di rimediare alla leggerezza difensiva. Temporeggia, fa il possibile qui Marasà, portando una posizione più defilata possibile all'avversario, che poi calcia sull'esterno, non trovando lo specchio della porta. Sarà rinvio al fondo, rinvio dal portiere per il Città di Carini. Non trova la porta qui Balzano, un errore non da lui. Gioca corto il Carini, facendo un po' di fatica ad uscire. Si va dal capitano, si va dalle parti di Luca Cardinale. Eccolo qui servito ancora, impostando sui lati. Non arriva Mannino a ricevere. È rimessa tra le CUS. Rimessa tra le CUS Palermo. L'arbitro invita forse il dottor Cottone a sedersi o recuperare un pallone dalla panchina del CUS. In avanti, giornata ventosa, sembra che stia preparando un bell'acquazzone qui da Monreale, sperando che il clima resti magari così, senza pioggia, senza precipitazioni, per permettere anche uno sviluppo uniforme anche del terreno di gioco. Qui Balzano perde palla, ripartenza di Cardinale, l'arbitro richiama verbalmente Balzano, c'è fallo comunicato commesso dall'11 ai danni del capitano del Città di Carini, calcio di punizione per la formazione ospite. Perdico prova ad andare su una verticale non servita. Alamia torna in mezzo della candela. C'è anche Marchiano disponibile. Prima però va dal 10. Prima cerca di affacciarsi dalle parti di Cicero, che apre tutto a destra. Per Alamia, controllo difficile. Dovrebbe rielaborare questo pallone. Finisce per mandarla oltre, però rimessa laterale per il CUS Palermo. Alamia in anticipo. Pupella, Balzano, Pupella disturbata alle spalle da Candela, scarico servito dietro. Ebbene, qui il palleggio perfetto, il controllo di Mandalà. 18 minuti di grande qualità dell'otto schierato oggi in campo dal CUS Palermo. Occhio alle spinte, altezza lascia dietro, brusca non arriva. Ora altro contropiede, altra ripartenza Città di Carini, che non dura pure a lungo perché Federico Scoma riesce ad uscirla su una situazione semplice. Pupella, Failla, anticipato da lì, un intervento disperato di Candela che riesce a completarlo nel migliore dei modi, spero. Anzi, chiedo di commentare su come sia la qualità dell'audio. Forte vento oggi sul comune mancato di Monreale. Vi chiedo se riuscite a sentire in maniera ottimale, se potete commentare con questa, aiutandomi in questo senso. Salutiamo anche Salvatore La Cara, ringrazio per le belle parole spese per me. Mando un grande abbraccio a tutti i spettatori che ci siamo da casa, soprattutto a chi lascia like e commenta in questa live. Prova a salire Carini, brutta palla, buona solo per Riccardo Galli.
Guida, può calciare Valerio Guida, prepara il destro verso la porta, la stampa però stampa un tiro sul corpo del 5, sul difensore mai numero 5 del Carini, che va a chiudere bene qui una conclusione. Shortino colpito, poi va giù Marchiano, non c'è fallo secondo il signor Tuzzolino. Balzano atteso lì sul lato, l'ultimo tocco è stato proprio di Balzano, è rimessa laterale per il Città di Carini dove andrà a battere Piero Lamia. Giocata corta verso Cardinale, ora Piero Lamia, ancora Luca Cardinale, c'è Gallia alle spalle, gioca dietro ma l'altro lancio, l'altro uscita errata, fa fatica a riportarsi davanti il Carini. Galli commette fallo con le braccia sul corpo di Cardinale, se ferma il gioco il signor Tuzzolino e calcio di punizione che sarà per il Città di Carini. Perfetto, è arrivata la conferma, si sente bene, vi ringrazio sempre. 20° di gioco. Scoma va in anticipo, chiudendo alle spalle Puccio che cerca comunque, riesce ad elaborare questa palla. Marchiano apre tutto, grande apertura, riesce a tracciare un'ottima diagonale verso Alamia che non arriva per a tenerla in campo. Buona l'uscita, buona l'idea di Marchiano. Lamia segue la traiettoria, risulta però leggermente lunga, rimessa laterale che sarà per il Cus Palermo, rimessa laterale per i padroni di casa. Ha toccato per ultimo Galli e quindi Tuzzolino assegna una rimessa laterale al Città di Carini. Andrà a battere Piero Lamia verso Candela, chiamata a girarsi. Candela prova a strappare sull'esterno, viene seguito da Pupella, dritto sul pallone. Marco Pupella ancora, e sarà rimessa laterale per il Città di Carini. Pronto a battere Piero Lamia. Interruzione, c'è un fallo del Città di Carini, fallo che sembra essere stato commesso da Antonino Marchiano, calcio di punizione e Scoma può ritornare. Corto Rapulizzi che torna a prendersi il posto in casa, il posto da titolare, a difendere i pali del suo Cus Palermo. Dopo tante rotazioni date anche dall'infortunio di quest'ultimo di Giuseppe Polizzi, comunque dopo le rotazioni sono arrivate grandi risposte da parte dell'intero gruppo portieri di Mister Adeola, con Messina protagonista al 100% nelle precedenti partite e anche addirittura un sottoetà, Carlo Di Paola, che abbiamo intervistato e pubblicato sui nostri canali social e qui su YouTube, protagonista di una vittoria quasi contro il Catania, passata dalle sue parate. Brusca, torniamo però in campo, torniamo al presente, torniamo al calcio giocato. Cus Palermo contro Carini in questa nona giornata di allievi di Thunder 17 che fin qui vede due squadre sullo 0-0. La rimessa tale per il Cus, ha toccato per ultimo Marchiano secondo il signor Tuzzolino. Altezza, corto verso Sebi Motisi, chiamato all'uscita, palla al piede, trova bene Maurizio Brusca che salta ancora l'uomo, un incubo su quel lato. Maurizio Brusca deve andare in mezzo, la palla ribalza per Galli, può calciare, fermato Murato al momento del tiro. Arriva una chiusura provvidenziale di Giuseppe Fertico che ribatte la botta di Galli e calcio d'angolo per il Cus Palermo all'esatta metà di questo primo tempo di gara. Mentre noi entriamo appena dentro l'area di rigore, riusciamo ancora a scrutare al meglio ciò che accade dentro la zona calda del match. Siamo veramente lì. Cross in mezzo, arriva sul secondo palo dalle parti di Montisi che trova l'intervento sicuro di Marasà, salva Marasà su Sebi Motisi e calcio d'angolo ancora per il Cus Palermo. Questa volta dalla bandina di sinistra si prepara a battere Manuel Balzano. Noi torniamo come al solito dove piace a noi, torniamo dentro l'area di rigore. Una rimessa laterale, non calcio d'angolo. Rimessa laterale, non calcio d'angolo. Allontana via Cardinale, palla uscita dove c'è solo Motisi che deve riconquistare. Ora c'è pressione però rossa e blu, la palla filtra e passa comunque da Maurizio Brusca. Pupella non dai compagni, solo sull'uscita di Marasa su una palla leggermente imprecisa servita da Marco Pupella. In mezzo al campo i playmaker per cercare un lancio lungo. Motisi, forse anche disturbato un po' dal vento, si infila e torna ancora Candela col pallone, serve la palla col mancino al suo capitano
Cardinale Luca. Altezza, lotta lì, c'è Mannino che va in aggressione, poi deve anche lottare con Marchiano che si libera bene così gli uomini che arrivano servendo la palla dal 4, Candela, cercando un filtrante sull'inserimento di Mannino, grande idea di Candela col suo destro. Gioca ancora il Cittadini Canino fuori dalle parti di Peralamia. Alamia contro Failla, chiude Benedetto Failla. L'ultimo tocco per il di Peralamia, riesce a togliere il pallone da lì Failla e anche a prendersi questa rimessa laterale per il suo Chius Palermo. Andiamo a mettere là o moriamo? Quello sta morendo. Gioca il Cus. Altezza, trova bene Mandala. Brusca sulla triangolazione, sull'inserimento nello spazio di Altezza. Preferisce non rischiare in questa dinamica Cristian Sciortino. Allontana sul lato, una rimessa laterale per il Cus Palermo. Ancora deviazione ai Carini, 25 approssimativi sul cronometro, dato da quel problemino iniziale al momento all'inizio. Ora Pupella, col destro riesce ad andare in mezzo, Balzano di testa, non trova lo specchio della porta, sulla situazione non semplice. Rinvio dal fondo, rinvio dal portiere per il Città di Carini. Rinvio dal portiere Carini, mentre noto con immenso piacere siamo più di 50 spettatori collegati alla live. Mando un grande saluto a tutti con un invito a lasciare mi piace a questa diretta e iscrivervi al canale. Occhio alla palla verso Guida. Guida calcia sul primo palo e buca. Buca Valerio Guida riuscendo a sbloccare la partita dopo 26 minuti. Il gol di Valerio Guida su una situazione un po' confusa in mezzo al campo. Arrivata la rete di Guida, torna a sbloccarsi dopo qualche partita di digiuno. Torna e fa il gol che vale l'1-0 per il Cus Palermo. Segna Valerio Guida, segna il bomber di questa squadra, segna del Tanche. Uno dei punti di riferimento di questo gruppo. Le centravanti vere, il numero 9 Valerio Guida, l'1-0 per il Cus, passa dai piedi del 9 al minuto numero 26, Cus Palermo 1, Carini 0, la sblocca Valerio Guida dopo 26 minuti. Una situazione un po' incerta perché c'era qualche tentennamento aumenta l'esultanza, comincia anche a piovere sul comune Concadoro di Monreale, di malimpeggio sul forte freddo che c'è sul campo qui. Occhio qui alla risposta del Carini che vuole arrivare ma tarda su questa dinamica perché arriva un gran recupero in fase di interdizione di Marco Pupella. Guida si lascia beffare da un rimbalzo. Mandala si sgancia sul portatore dritto sul pallone il suo contrasto. Grande avvio, perfetti questi primi 27 di Mandala all'approccio alla nuova giornata. Piera Lamia. La palla viene uscita da Marchiano, chiamato ad impostare con il mancino sui lati, la palla arriva però lì e resta ancora contesa da Brusca che lotta, ma c'è più densità di maglia rossa e blu. E la rimessa laterale sarà proprio per la formazione ospite del Città di Carini. Rimessa laterale Carini. Mandala. Tocca, non controlla, l'ultimo tocco è stato del giocatore in maglia numero 10 Cicero. È rimessa Cus ora, che ricomincia dietro dalle parti di Sebi Motisi. Polizzi lancia via, non trova poi i suoi compagni, soltanto una gestione difficile del Carini, quindi Balzano la richiede in mezzo Guida, riceve e va a sparare alla porta, difendendo il possesso, avendo lo scarico, la sponda verso Flavio Altezza che sale ancora dando maggiore densità offensiva come richiesto da Davide Adeola all'Ecus Palermo, con i terzini che spingono sempre, soprattutto quando si parla di Flavio Altezza. Uno a cui piace inserirsi e lanciarsi nello spazio, come già dimostrato in queste prime 9 di campionato. Calcio d'angolo Cus Palermo. Dal lato di destra. La giocata è corta. Galli. Cross in mezzo, arriva il colpo di testa del capitano di Federico Scoma sull'inserimento verso il primo palo, riesce a raddoppiare il Cus Palermo, raddoppiato Scoma su uno sviluppo da palla inattiva, su uno schema già programmato e pianificato nella rifinitura di questa partita. Scoma si infila sul primo, arrivata pure la firma del capitano a proposito di giocatori importanti per il gruppo squadra, arriva il gol pure di Federico Scoma.
Cus Palermo 2, Carini 0, raddoppia il Cus, ha raddoppiato dopo 29 minuti, prima della mezz'ora, i risultati 2-0 per la formazione capolista di questo girone. Due a 0 Cus, prima della mezz'ora, al 29esimo. Con i gol di Valerio Guida e di Federico Scoma a decidere il raddoppio a 0 del Cus Palermo. In qualche istante in un avvio un po' in difficoltà del Carini, con buone trame, con difficoltà per apportarsi a scardinare la muraglia di maglie bianche. Affilano su questi lanci, Unghiera Cabala arriva al 10, che calcia, largo di poco, il tiro del giocatore del Carini, ci prova un'altra volta Cicero. Va largo di poco dalla porteria Sala Polizia, rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Cus, per i padroni di casa. Scoma, fresco di gol del raddoppio, gioca dal suo compagno di reparto Sebi Motisi, trovando Guida. Il controllo è difficile, ma se la va a riprendere con la grinta, che lo contraddistingue. Guida sui lati, ora deve vestirsi d'Astis, ne permette la palla in mezzo, arriva Balzano, controlla e calcia, muore Balzano, il Cus rischia di travolgere il Carini, ne fa 3 in mezz'ora, ha segnato pure Balzano da Guida che viene a prendersi questa palla lavorandola perfettamente per i compagni, poi dentro, passaggio perfetto per Balzano su una disattenzione in fase di copertura del Carini, trovando Balzano completamente libero, e il 3-0 del Cus è firmato all'11, Cus Palermo 3, Carini 0, avvio feroce alla partita nella prima mezz'ora del Cus che ce ne segna 3 nel giro di 30 minuti. Balzano. No. Sì. 3-0 Cus. 30 minuti. 3 gol per la formazione capolista che dopo la vittoria di settimana scorsa ha trovato la benzina giusta per continuare a proseguire su questi risultati favorevoli. Chiaramente siamo a un'ora dalla fine. Mai dire mai nel calcio, godiamoci ancora la partita, godiamoci ancora questo incontro, uno dei big match di giornata, una delle partite di cartello di questa nona giornata. Ora però c'è fallo commesso da Guida ai danni del giocatore numero 20 del Carini, fallo commesso da Guida su Giuseppe Ferdico. Va Cicero in avanti, provando ad allargare dalle parti di Mannino. Gioca il Cus, spinge Brusca. Ancora sui lati, prova ad impostare la ripartenza il Cus. Arriva una buona lettura del Città di Carini dalle parti di Marasà. Torniamo in linea. È arrivato qui sotto di noi Domenico La Rocca, uno dei top player di questo gruppo. L'ho visto arrivare con le stampelle, lesione ai legamenti alla caviglia, quindi per Domenico La Rocca un altro sviluppo di cui poter parlare in progetti futuri di RTV La Voce del Campo. Vedremo magari di poterci informare anche riguardo all'infortunio di La Rocca nel post gara ai microfoni dopo la partita. 3-0 Cus, decidono i gol di Guida, Scoma e Balzano. Quando siamo al 32esimo e 30. Momentaneamente Cus Palermo, in caso di che la partita termini ora, parlando di classifiche live, di questa classifica virtuale, il Cus allungherebbe a 21 punti in classifica, in attesa chiaramente dei risultati delle squadre dietro, dell'Athletic e del Calcio Sicilia. In questo momento, se l'arbitro dovesse fischiare 3 volte ora, il Cus sarebbe primo a 21 punti. Giro palla Carini. Giuseppe Ferdico. Gioca lui, Ferdico. Prova ad aprire verso l'8, verso Marchiano, che sale con la palla tra piedi per andare a puntare di rigore mentre viene seguito da 3 maglie bianche. Marchiano attende l'arrivo di Failla, cerca di ritagliarsi un contatto, l'arbitro lascia proseguire. Sarà rinvio al fondo per il Cus Palermo.
Rinvio al fondo Kus, gioca dentro l'area piccola, la squadra di casa per poi uscirla dalle porte remotissime e ritorna da Polizzi. E come dicevamo, torna a prendersi il posto a risolvere tre pali dell'andrea di satellite del Kus. Scoma. Sta per venire un bel acquazzone qui come un caso di Monreale. Temo che Pica prenderà la partita anche affidandoci ai fattori climatici. Altezza anticipato, buono qui l'anticipo del 3, grande anticipo da parte di Lamantia. Ora prova a far ripartire i propri compagni, non riuscendo nella giocata. Motti si attende in maniera sicura Mannino per poi lanciare via con la palla che risulta buona per Maurizio Brusca dopo il controllo errato del 6, il controllo errato di Luca Cardinale. Va in avanti Gallì, Gallì ancora, Gallì punta per cercare guida che quasi qui si allontana dall'azione. C'è calcio d'angolo, infatti Adora diceva che quella palla era sua. Calcio d'angolo per il Cus al 35esimo, circa 10 dalla fine del primo tempo. Sul 3-0 Cus Palermo si gol segnati da Guida, Scoma e Balzano. Occhio che proprio il secondo gol, quello di Federico Scoma, è arrivato a uno sviluppo la palla inattiva su calcio d'angolo proprio da quello di destra. Vedremo quale sarà lo schema di questa giocata, se si andrà dritto in aria, se si cercherà un fraseggio. Nonostante si dica, comunque, vediamo le palle corte su calcio d'angolo, c'è una statistica che riporta che gli schemi corti da calcio d'angolo siano il 50% più produttivi rispetto a quelli diretti messi in mezzo, come in questo caso. Occhio qui, palla tolta via da Candela. Mandala si appoggia, rivolgendo verso Marco Pupella e apre tutta a destra verso Maurizio Brusca. Sale lui, Brusca cerca all'area di rigore, trova Guida libero, ma il controllo scappa via, era completamente libero Valerio Guida, ma Rasa si infuria con i suoi riguardo a questa dinamica. Balzano fa il Mandala, prova a mettere il colpo davanti per difendere, arrivo alle spalle degli avversari, ma il pallone ritorna ancora rosso-blu per il Città di Carini. La Mantia su Mandala, la palla rimbalza buona dalle 20, rischia qui su questa palla corta, impressione Valerio Guida, deve calciare via più lontano che Pomarasa, provando a rimettere in avanti il Città di Carini che sembra un po' aver preso la botta dopo il terzo gol del Cus. Siamo a 9 dalla fine del primo tempo. Qui eventuale recupero, qualora l'arbitro, il signor Tuzzolino, deciderà che sia opportuno assegnare minuti extra. Un anticipo forte. Luca Cardinale apre sui lati verso Manino con Brusca che ringhia alle spalle, se la va a riprendere ancora lui, ancora Maurizio Brusca, mentre Guida corre sulla profondità allargandosi sui lati. Guida, guarda un attimo Brusca, lo attende per il 5, lo attende Cicero. Lo attende Sciortino, guardatemi. Guida contro Sciortino, devia Sciortino, tocca un'altra deviazione, è rimessa laterale in favore dei padroni di casa del Cus Palermo dopo l'ultimo tocco del 5 rosso-blu, l'ultimo tocco del 5 Sciortino Christian. 8 più recupero. C'è cambio del Città di Carini. Primo cambio della partita è per la formazione ospite. Fuori in maglia numero 20 Giuseppe Ferdico. Vedremo di identificare e riconoscere il numero sulla maglia del giocatore appena entrato. Fuori Ferdico, dentro Passarello nel Città di Carini. Questo è il primo cambio della panchina ospite dopo 37 minuti. Un attimo che comincia a piovere, il tempo di sistemarmi per prepararmi per la pioggia. Che torniamo, sarà possesso contesa ancora, Passarello allontana via su quei lati, la rimessa laterale sarà in favore delle Carini che ora vorrebbe giocare lì in avanti. Candela, calcia in porta, qui Candela, non c'entra lo specchio della porta, sarà rinvio dal fondo, rinvio al portiere per il Cus Palermo.
Torniamo in linea con un altro possesso del CUS su un altro rinvio dal fondo trovato. Potranno andare a giocare Polizzi. Vediamo che sul solito schema corto, battuta corta. Andiamo quale sarà l'indirizzo principale di Adevole. Infatti gioca sempre dentro la propria di rigore, dentro la propria piccola dal suo capitano Federico Scoma, uno dei giocatori entrati a segno in questo primo tempo. Sul secondo gol, quello che decideva il raddoppio dei padroni di casa. Non arriva invece questa volta Failla, è rimessa laterale per il Città di Carini. Per Alamia, Failla, Alamia ancora, gioca verso Marchiano, i due ex CUS. Marchiano vorrebbe saltarli entrambi. C'è un contatto falloso proprio sull'8, fallo su Marchiano. E calcio punizione Città di Carini. Calcio punizione Città di Carini a 5 dalla fine del primo tempo di gara. Occhio allo schema, vorrebbero andare dentro. Trova un anticipo Pupella ad evitare che il pallone arrivi prima a Shortino. Rimessa laterale Città di Carini, lunga e lati, rimessa laterale per la squadra ospite che andrà a giocare con Piera Lamia. Vedremo se da Marchiano corto dentro la di rigore sulla rimessa lunga. Candela, sistema per Marchiano, deviato il tiro, Brusca vuoto, manda l'alza, uscita un po' difficile del CUS, deve affidarsi ai singoli, deve fidarsi altezza nella ricerca di un contatto, di un'uscita bene corta, lo fa benissimo verso Brusca, poi c'è una chiusura di Passarello che permette un nuovo accenno di possesso, di gioco al Carini, perché la riaggressione del CUS è feroce, rimessa laterale per il Città di Carini davanti alla propria panchina. Passarello svirgola il tocco, regala così per Brusca, servendo guida, ancora sponda, invece diventa quasi un controllo orientato per se stesso. Sbaglia qui il tocco, guida, la rimessa laterale è del CUS dopo un ultimo tocco Carini. Brusca. Gioca lui, gioca Maurizio Brusca, provando a difendere questo possesso difficile nella densità di maglia rossa e blu. Ora ripartenza e contropiede per il Città di Carini che va sui lati, provando una spinta di Passarello per entrare in campo. Passarello ancora, atteso, coperto da Marco Pupella. Recupero di Pupella giudicato irregolare, c'è fallo commesso dal 4 del CUS, fallo commesso da Marco Pupella. Danni di Passarello sulla progressione palla al piede, calcio di punizione che sarà per il Città di Carini nella posizione defilata dal limite all'area di rigore. Calcio di punizione Città di Carini, ha commesso fallo Pupella secondo il signor Tuzzolino. A battere sembra voler andare Luca Cardinale, è così, può battere il capitano del Città di Carini, non andiamo in area di rigore. Occhio allo schema, palla che arriva dalle porte di Marchiano, ma calcia male, Shortino vuole tenerla e il CUS può spazzarla via, può toglierla. Marchiano aveva una buona palla sul suo piede per andare forte in porta, occhio al capovolgimento di fronte del CUS che va in avanti, lo fa con Balzano. Verticalizza verso Guida, messo giù, non c'è fallo, non c'è contatto falloso su Valero Guida sullo scontro con Piralamia. Lascia proseguire il gioco al signor Tuzzolino, forse ha perso l'equilibrio il tanque del CUS Palermo su questo pallone. Sul campo comincia anche a essere umido e che può causare questi scherzi. Mandala, rallenta l'avanzata, rallenta la frenesia del CUS in questo scadere del primo tempo. Benedetto Failla, trova Riccardo Gallì, triplicato, vorrebbe uscire, chiusura attenta di Lamantia, allontana ma trova Failla, ha un controllo anche incerto, comincia a soffrire un forte vento che prepara l'acquazzone del secondo tempo. Fallo commesso da Pupella, giallo, intervento scomposto di Marco Pupella, secondo il signor Tuzzolino c'è fallo su Cardinale, l'ennesimo fallo commesso ai danni del capitano Luca Cardinale. Calcio di punizione per il Città di Carini quando siamo entrati nel
l'ultimo minuto di questo primo tempo. Arriva anche il primo giallo verso Marco Pupella. Mentre c'è anche un dibattito tra il signor Tuzzolino e Davide Adeola. Di poter guardare appieno ciò che accade lì. Richiamo verbale per Davide Adeola, resta ancora giù Luca Cardinale. Vedere appieno ciò che succede lì con l'intervento dello staff medico del Città di Carini. Si torna a giocare, 45esima e 30 sul cronometro, vediamo quanto lascerà recuperare l'arbitro qualora ritenesse opportuno assegnare minuti extra. Ma la gioca corto dall'arrivo di Piralamia, che calcia a lungo verso l'aria. Di testa Motti si ribatte e manda via. Palla a 10, palla verso Gallì. Contropiede sventato rapidamente dal Cardinale. Uno dei bersagli del CUS, tanti falli su di lui. Ora qua un grande inserimento verso Bossarello. Esce Polizzi, la chiama e la fa sua. Torna a farla sua Giuseppe Polizzi. Lancia Polizzi. Anticipo di Shortino. Non arriva Fertico Magallisi. Palla Balzano, autore del terzo gol. Quello che ha deciso il 3-0 del CUS. Poi uscita errata e Piralamia ne approfitta per andare avanti e servire così sul lato di sinistra. Passarelle, ma il numero 11 appena entrato in campo, è entrato all'11esimo. Al 27esimo. Può passare così, fischio delle volte signor Tuzzolino, un solo minuto di recupero, CUS Palermo 3, Carini 0. Attacca con ferocia al primo tempo il CUS a Scorriadella, trova 3 gol di vantaggio a 0 sul Città di Carini e decidono fin qui i gol di Valerio Guida, Federico Scoma e di Emanuele Balzano. Io in silenzio un paio di minuti, ci sentiremo, ci vedremo al secondo tempo da una nuova postazione, stiamo cambiando posto per vedere di poterci riparare. A dopo, a tra poco.
Siamo pronti per riprendere, siamo in grande compagnia qui sotto il riparo degli spalti del Colonnacota di Monreale. Abbiamo cambiato postazione, tenteremo di provare a garantire sempre la migliore inquadratura possibile. Freddissimo, vento forte, acquazzone che sta per arrivare qui a Monreale, ma lasciamo parlare il campo perché il risultato di 3-0 per il CUS Palermo, 3-0 per la capolista sui 3 gol trovati al primo tempo da Valero Guida, Federico Scoma e Balzano. Sono andati i primi 45, vedremo cosa avrà in store per noi questo secondo tempo di gara di questa nona giornata di Allievo Elite Under 17 Girone A. Cercheremo di garantire al meglio le inquadrature, anche l'acustica, l'audio di questa gara. Siamo concentrati in un piccolo spazio, tutti insieme qui, spettatori da Monreale. Rimessa da tale per il CUS. Rimessa da per Città di Carini che recupera il possesso. C'è stato un cambio, un solo cambio all'intervallo. Entrato in maglia numero 16 Brancatelli delle Città di Carini, mentre restano gli 11 iniziali del CUS dal primo minuto. Brusca cerca un grande inserimento verso l'11, Bolzano regola la posizione di Bolzano per calciare in porta il 4-0. Il poker calato dal CUS che non viene convalidato perché arriva una chiamata dell'arbitro che assegna un fuorigioco sull'inserimento dell'11. Rete non convalidata, annullata la doppietta personale da Morello Balzano. Si resta sul 3-0 in favore del CUS Palermo. Rete non convalidata del quarto gol, si resta sullo stesso risultato del primo tempo. Al primo minuto di questa seconda frazione di gara. Mandala completa l'anticipo, Mandala mentre sale in avanti Guida, vede a sinistra Balzano, prova ad andare su quel lato dove non c'erano difensori di maglia rosso e blu, ma la palla è lunga per l'arrivo in corsa di Balzano. E ora Marasa gioca corto dalla Mantia. Marchiano in mezzo al campo imposta l'avanzata del Carini, mentre attende lì Pupella, sul lato c'è pure Piero Lamia, poi va andare nella di rigore, presa sicura di Polizzi che può ancora mantenere con le mani. 0-0 tutte le gare delle 15 a Live Elite, soltanto i New Eagles che vincono per 1-0 col Buon Pastore. Queste sono le prime 3-4 partite di questo pomeriggio. Con le cuffie, in questo momento, se parliamo di classifiche live, una classifica virtuale con la partita che dovesse terminare ora, allunga a quota 21, primo in classifica dopo il sorpasso effettuato settimana scorsa con il Calcio di Sicilia. Galli scambia bene con Guida, palla per volere Guida che resta lì, poi calcia Murato, la palla per Brusca, un po' defilato ma va sull'esterno della rete, occasione da gol per il CUS Palermo. Esterno della rete colpita da Maurizio Brusca e rinvio al fondo, rinvio al portiere per il Città di Carini che gioca corto, gioca veloce, accelerando dal 17 Mannino, colpito alle spalle il giocatore numero 21 Puccio del Carini, il recupero che arriva rapido verso Antonio Marchiano. Marchiano si gira e si guarda intorno. Antonio Marchiano, un mancino, cerca la botta da fuori, trova il gol dell'ex, il gol di Marchiano. Era scritto forse su questa gara, un gol di Marchiano, trovando un gran mancino forte alla distanza, imparabile per Polizzi. CUS Palermo 3, Città di Carini 1, ha trovato un Eurogol e qui Marchiano che prova magari a riaccendere la partita. Sono passati 3 dalla ripresa, 3-1, può metterla, può incalanarla sulla retta via il Carini, gli estremi ci sono, interpreti pure, segna Marchiano, un gol che sembrava essere scritto su questa partita. CUS Palermo 3, Città di Carini 1, ha segnato Antonino Marchiano. 3-1, l'ha sbloccata all'intervallo Marchiano, qui Polizzi non poteva fare niente, nonostante l'intervento, una conclusione rangolatissima. Dopo 3 minuti cambia risultato, il Carini cerca di rientrare in parte e di rimettersi in carreggiata. Ora tentiamo di mantenere l'acustica la migliore possibile, siamo nel cuore degli spalti. Ok, duelli, palla messa dentro l'area, Marchiano non arriva a ricevere, poi scappa dalle parti del 16 che vorrebbe tenerla contro Failla, Brancatelli contro Failla, scarico servito verso Piera Lamia, l'ultimo a toccare sembra essere il giocatore del CUS, ma la palla resta in campo ancora. Lamia dietro, cross dentro, alla ricerca di una sponda. Marchiano ancora limita un gioco al mancino, l'appoggio era giusto per il 10, cercando un tiro da fuori che risulta largo. Non trovo lo specchio qui, non trovo lo specchio Cicero, e rinvio al fondo per il CUS. Non ci sono attivazioni, quindi calcio d'angolo per il Città di Carini. Calcio d'angolo Carini dalla bandierina di sinistra.
calcio d'angolo Città di Carini. Occhio che arriva l'uomo corto, arriva Mannino sulla giocata corta. E infatti è servita lì. Mannino si sgancia altezza, palla dentro, allontana via Scomo, calcia da fuori. Ci ha provato pure Passerello. Non trova lo specchio della porta. 50esimo di gara, quinto della ripresa. Il totale di 3-1, è arrivato pure Marchiano. Oltre i tre interpreti del CUS, oltre Guida, Scoma e Balzano. Pure Marchiano. A gol. Mentre comincia a far scaldare qualche giocatore, mister Davide Adeola. Un solo ammonito a primo tempo. E Marco Pupella nel CUS. Ora palla lunga verso Balzano, non può arrivare. Marasà attende lì al limite dell'area di rigore, ritornando il possesso tra i piedi della formazione ospite, che è scesa in campo con coraggio e con voglia di riaccendere questa partita. Mandala. Brusca. Gioca corto verso Maurizio Brusca, il CUS, poi lancio un po' forzato, il recupero è sicuro di Lamantia che gioca sulla salita, palla al piede di Peralamia, lungo la fascia di destra. Alamia vorrebbe l'inserimento verso Puccio, non lo trova, deviazione, chiusura del CUS Palermo che prova a riaffacciarsi in avanti oltre la metà campo. Gallie. Oggi tutto campista in mezzo al campo, il 10 del CUS, su questo nuovo ruolo disegnato da Davide Adeola. Un po' in fase di sperimentazione sul cambio, sulla rotazione in mezzo al campo tra Pupella e Galli. Oggi li schiera entrambi in campo, complice anche l'infortunio di Domenico Larrocca, quale approfondiremo nel post gara sull'entità dell'infortunio. Spinta di Mannino sui lati, spinta anche di Brusca, ma sull'uomo. E il possesso ritorna tra i piedi di Maurizio Brusca, che lotta e tiene questo pallone in campo. Brusca bene, con grinta, cerca di uscire da Mandala, non trova il suo numero 8, soltanto il recupero di Mannino. Mentre vi invito a commentare, vi chiedo come mi sentite, se mi sentite bene da casa, vi invito a lasciare un commento se la mia voce viene sovrastata o comunque se riesco a garantire un audio identificabile. Palla al 10, cerca uno strappo in mezzo al campo, Cicero viene chiuso e fermato la occhio al contropiede perché Mandala vede l'inserimento di Balzano che sembra questa partita in posizione regolare, invece no, c'è fuorigioco segnalato dal signor Tuzzolino. Fuorigioco segnalato dal direttore di gara che ferma tutto, riconsegnando il pallone al Città di Carini. Vediamo che stiamo proprio guardando in questo momento, vediamo se dalla inquadratura si vede la posizione di partenza di Balzano su questa palla. No, non si vede all'inquadratura, non si riesce a capire la posizione di partenza di Balzano al momento del tocco di Mandala. Palla che sarà battuta da Marasà, invitato a prendere retrocedere qualche metro, a prendere la posizione corretta. Ora gestione giro palla, va in avanti il Città di Carini, provando ad andare sulla corsa del 21, sulla corsa di Puccio. Occhio ora sul terreno di gioco bagnato, ogni ribalzo concede più velocità al pallone. Polizzi vorrebbe un lancio verso altezza, col petto mette giù, fa altezza e poi gioca corto con qualità verso il 14 su Martorana, che appena entrato in campo ci eravamo persi la sostituzione di Cristian Martorana. Il primo subentrato, la prima sostituzione del CUS è Cristian Martorana, ma il numero 14 del CUS Palermo. Pupella imposta per sinistra, palla verso Failla, gioca sui lati sulla corsa di Galli, è velocissima, ancora può andare lì, a testo sia da Lamia che da Lamantia, poi passa Brusca tentando di mantenere il possesso, palla lontana, spazzata via, Sciortino non concede il calcio d'angolo, concede il male minore, una rimessa laterale per il CUS Palermo lungo il lato lontano delle nostre postazioni. Mentre sembra essere pronto un altro cambio nel Carini, è così. Altro cambio Città di Carini, fuori in maglia numero 21 Puccio, dentro in maglia numero 19 Salvatore Palazzolo. Questo è il cambio, l'ennesimo cambio della squadra ospite. Dentro Palazzolo, fuori Puccio, la Città di Carini. Rimessa tra le CUS, dopo il cambio si potrà riproseguire da dove ci eravamo interrotti. Brusca dentro l'area vuole Guida, la esce bene Città di Carini, ancora Galli sulla palla che resta vacante mentre il Carini spassa, trovando così Federico Scoma. Pupella posta sui lati,
Il Carini prova a giocare sotto il gioco da Passarello. Ora Marchiano che trova il numero Soffailla. Numero di Marchiano per andare lungolina verso Passarella. Atteso lì soltanto da Federico Scoma. L'attende su quella corsa. È rimessa tra per il Città di Carini che ha approcciato benissimo al secondo tempo. Ora vuole credere all'impresa. Tra un risultato, lunghe le distanze ancora. Sono due i gol che sta prendendo formazione, due gol di vantaggio del CUS, 10 del secondo tempo. C'è un fallo però commesso a danni della squadra della formazione ospite, calcio di punizione che sarà per il Città di Carini. Questa è la scelta del signor Tuzzolino, il designato di oggi a gestire questa gara. Dai, che? Decimo della ripresa, 55 sul cronometro, 35 alla fine ancora. È lunga la gara, è lunghissima la partita, questa non è una giornata per queste due formazioni. Ne chiede due in barriera Polizzi, chiede Pupella e sembra essere Gallì, sì è così. Pupella e Gallì in barriera. Cerca direttamente la porta Marchiano, largo di poco. Ha provato ad andare sul secondo. Polizzi battezzellato, ma la palla termina larga. E rinvio dal fondo per il CUS Palermo. Ci ha provato ancora Marchiano col suo mancino. Tanto apprezzato da Deo negli anni passati. Oggi se lo trova contro d'avversario. E lo ripaga anche con un bel gol. Rinvio al fondo per il CUS Palermo. Vai Salvo! Motisi, Salvo! lancia lungo Sebi Motisi, vorrebbe Guida, il vento rallenta, la traiettoria del pone ma lotta bene Guida, autore del gol che ha sbloccato questa partita. Guida non d'altezza. Pupella con un po' di fretta trova Mandalà che gestisce bene questa palla cercando una sventagliata sui lati. Difficile questi lanci lunghi su questo forte vento, deve fare anche i conti su questa dinamica, su questo fattore. Il CUS, la Mantia. Scoma va in avanti, stacca di testa, bene Capitan Scoma, autore del gol del raddoppio del CUS. Poi sbaglia, forse l'uscita, in questo caso manda la palla, resta in campo e per Alamia può correre. Alamia contro Gallì, Alamia va al limite, vuole il 19, cercando una girata che non arriva soltanto una chiusura di Capitan Scoma, provando a seguire la sua di Gallì e poi Brusca sulla corsa, Guida va al centro. Brusca porta lui puntando l'avversario, palla che rimbalza da Valerio Guida che potrebbe ritenerla. Invece non ce la fa, c'è Mannino che allontana via sui lati, ma ancora CUS Palermo affacciandosi in avanti. Martorana, il primo dribbling della sua partita, vediamo se riuscirà a realizzarlo qui, va sul fondo, Martorana serve dentro verso Guida che non indirizza verso la porta, ma ancora CUS ad affondare i colpi contro il Carini. Shortino anticipa Guida. Pupella vorrebbe trovare uno spiraglio sui lati, Martorana fresco appena entrato, qua se la porta fuori il signor Tuzzolino, segnala una rimessa laterale in favore del Città di Carini che gioca dentro verso il capitano Luca Fertico. La palla passa sui lati, Passarello deve rincorrere Motisi, Passarello spinge sui lati sulla fascia, mancino e mezzo sporcato verso Marchiano che arriva a calciare in porta ma trova davanti a sé una chiusura monumentale del suo ex capitano Federico Scoma. Calcio d'angolo Carini, Scoma si lancia a togliere la palla dalla porta e calcio d'angolo per il Città di Carini. Ah, Cardinale! Uè! Qui riusciamo a vedere poco questo palo di mezzo. Calcio d'angolo Carini battuto sul secondo palo, toglie via il CUS, ora vorrebbe uscire Gallì ma la palla resta ancora per il Carini verso il 3, la Mantia gioca da Marchiano che può entrare in aria, lo segue Martorana, l'ultimo a toccare il 14, Polizzi evita forse il calcio d'angolo e invece no, la palla era già uscita, il signor Tuzzolino assegna comunque un calcio d'angolo per il Città di Carini della bandiera di sinistra, mentre sembra essere pronto un cambio nel CUS. Vedremo se sarà ora il momento di Puccio, forse alla prossima occasione dopo lo sviluppo di questa palla inattiva. Sta per entrare Puccio, giocatore a segno nella battaglia di sabato scorso contro il Calcio di Cilia. Occhio che la palla passa, la manda via il CUS dall'area di rigore. E ora la Mantia prepara il destro da fuori, alto di poco, ci ha provato la Mantia a metterla sul secondo, rinvio dal portiere per il
Cus, mentre c'è un doppio cambio, oltre a Puccio, dentro in campo pure Gabriel Dautilia. Prepara i cambi Davide Dalia. Riusciamo a vederli benissimo, nonostante siano almeno a 50 metri di andare da noi. Dentro Puccio e Dautilia, due giocatori prettamente offensivi, forse vorrebbe chiudere questa gara definitivamente mister Adeola, sembra essere questo il primo spunto tattico da questi due cambi. Fuori guida, quando siamo intanto al primo quarto di questa ripresa, stiamo entrando nell'ultimo terzo di gara, ultima mezz'ora di qui alla fine. E fuori anche mai numero 10 Galli. Fuori Galli e guida, fuori il 9 e il 10, dentro Dautilia e Cristian Puccio. Doppio cambio nel Cus. Mini rivoluzione offensiva del Cus. Dautilia schierato da centravanti pieno al posto di guida, chiaramente con forse qualche istruzione tattica differente. Soltanto il campo potrà darci le risposte, soltanto questa gara che può proseguire ora con il rinvio al fondo corto verso Federico Scoma. Dautilia non arriva, Puccio nemmeno. Toglie Sciortino, servendo il suo capitano Ferdico, che gioca dal 19, aprendo sui lati, palla errata di Palazzolo, non trova i compagni sull'inserimento, sarà rinvio al fondo per il Cus, rinvio al fondo per le Polizzi. Altro rinvio al fondo Cus Palermo. Polizzi questa volta giocherà nuovamente sui lati, sembrava aver dato un inizio al giocare da Motisi, ritorna da Scoma, però l'uscita è lenta, recupera così il Carini da Ferdico che tocca e Pupella allontana e Failla rientra bene dentro il campo con Dautile che segue. Failla si sgancia lui, altro numero, un'altra giocata, quella troppo lunga, ribatte via la mantia, offensiva del Carini ancora, spingiato sui lati, Passarello prova ad andare dentro, palla lenta, corta sul primo, arriva una copertura puntuale di Scoma, manda là, allora l'uscita è incaricata all'Altezza che vorrebbe uscire con un tunnel, ci riesce, Flavio Altezza, guarda, scusi se... Giocato da Marchiano, pronto a preparare il tiro da fuori Marchiano, un'altra volta Marchiano ci riprova dalla distanza, questa volta va alto di poco sulla traversa di Polizzi, non c'è deviazione, sarà rinvio al fondo per il Cus Palermo. Rinvio al portiere Cus. Fatica ad uscire come a primo tempo il Cus, schierato in campo il Carini per ribaltare questa partita, questa è la priorità principale. Assegnato da Città di Carini per provare magari a rimetterla in piena discussione come è stato fatto dopo il gol di Marchiano. Ferdico vuole andare dei suoi, Marchiano, due tocchi e torna da Ferdico che allarga tutto, prende a piedi in mezzo al capo il Carini, gioca con convinzione ora, Piero Alamia, un altro ex della gara, quasi a scontare contro Brusca che è restato durante per terra, lascia proseguire il gioco al signor Tuzzolino, la mantia, calcio da fuori, alto il tiro, rinvia al fondo, ora gioco fermo e verifica le condizioni del 7, Maurizio Brusca. Polizzi lancia Dautile di testa, vorrebbe Puccio, ancora a calcio il suo primo pallone dal suo ingresso in campo, rimessa laterale per il Cus Palermo con Failla che sale per andare a mettere in gioco con le mani. Mentre segna pure l'Atena, pareggia il buon passaggio con la New Eagles, 0-0 tra Catania e Panormus, anche se il risultato non fa classifica. Questo chiaramente gioca a favore sia del calcio di Sicilia che del Cus Palermo dal punto di vista della classifica, mentre siamo a 27 al 90esimo, poi eventuale recupero, rimessa la per il Città di Carini su 3-1 al momento, sui gol trovati nel Cus da Guida, Scoma e Balzano, e nel secondo tempo Marchiana a segno per il Carini. Calcio punizione, non rimessa laterale.
Fischia l'arbitro. Cerca l'area di rigore il Carini. Scoma, attento, dando priorità a mandarla via da quella zona. Calcio d'angolo per il Città di Carini. A battere va nuovamente il capitano Luca Ferdico, specialista delle palle inattive del Carini. Luca Cardinale, perdonatemi. Luca Cardinale va a battere lui. Ferdico, compagno di squadra, pronto a calciare Cardinale, andare dentro l'area di rigore del CUS, cercando una soluzione raso terra. La palla messa sul secondo, accompagnata fuori da Mandala. Accompagna fuori Mandala, sarà rinvio dal portiere. Rinvio dal fondo per il CUS, non realizza al massimo lo schema da palla inattiva. La Città di Carini. Mandala, Martorana manca il tocco di prima, uscita un po' frenetica del CUS. Ora lancia via Mandala. Puccio difende bene, alza il pallone dal suo ingresso in campo, si aiuta pure con un braccio, secondo l'arbitro, tocca con un braccio Cristian Puccio. Il calcio di punizione per i Città di Carini. La Mantia Marchiano, occhio che l'ultimo Puccio mette pressione, Cristian Puccio va veramente del CUS. Poi al 10 ora, preparando una botta, Mancino da fuori, largo il tiro, non riesce a inquadrare la porta, qui Cicero, sarà rinvio dal fondo per il CUS, mentre c'è un altro cambio CUS Palermo, dentro in campo Roberto Pitucco al posto di Marco Bupella, quindi forse tornerà alle soluzioni native con Dautile che va lontano dalla zona centravanti puro, scala sotto la punta che va a fare Roberto Pitucco, cambio tattico identico, gemello di guida dal punto di vista chiaramente tattico in mezzo al campo, dentro Roberto Pitucco, fuori il maglia numero 4 Marco Pupella, gran partita per lui, l'unica sbavatura è la munizione di Maglia dal primo tempo. Failla Puccio cerca di giocare come sa fare lui, come sanno fare bene in mezzo al campo, pochi tocchi il CUS. Dautila cambia tutto, sventaglia, prendo dalle parti di Martorana, non arriva però a realizzare il passaggio, la palla ritorna per il Carini su una palla lunga, difficile a tenere in campo per Passarello, sarà rimessa laterale per il CUS Palermo. Difficoltà per Gabriel Passarello a tenere in campo su una palla leggermente arretrata. Mandala, appoggio dietro verso Sebi Motisi. Pitucco, bene qui nel difendere contro Shortino, la palla risulta vagante, vuole uscirla per Luca Cardinale, fermato da Cristian Puccio, col contrasto vincente da Dautilia che può allargare tutta a sinistra. Dautilia cambia, va da Brusca, palla lunga ma ci arriva Maurizio Brusca contro Piralamia, va sul fondo, Brusca, Marassa tocca e manda via in calcio d'angolo, deviazione provvidenziale di Marassa nel fermare questa palla in arrivo verso l'area di rigore. Sarà calcio d'angolo per il CUS Palermo, che torna ad affacciarsi nelle zone offensive avversarie dopo più iniziativa del Carini in questo secondo tempo rispetto al primo. Destro, dentro, Marassa esce con fallo in attacco, fallo al portiere, calcio di munizione per il Città di Carini. Era riuscito ad arrivare comunque sul pallone Marassa nonostante il fallo ai suoi danni. Calcio di munizione Città di Carini sulla chiamata del signor Carol Gaspari Puzzolino dalla sezione di Palermo. Martorana recupera palla il CUS in avanti, Martorana gioca al limite da Dautila che può piazzare il mancino, colpisce la mantia, Shortino anche lui va dal suo 3. Ora Luca Cardinale il compito di togliere da quella zona trafficata. Passarello verso il 10, Cicero non può tenerla, rimessa laterale CUS che torna a insediarsi davanti, ora torna a mettere la pressione sufficiente per mantenere il gioco nelle zone limitrofe all'area di rigore avversaria. Dautilia tocca ma non basta, forte vento, cambia anche la traiettoria del pallone, altezza Mandala, cambia al lato d'attacco, sventaglia sul lato di sinistra per non dare riferimenti ora al Carini. Qui temporeggia un po' troppo Failla che poi va giù sullo scontro, c'è fallo commesso ai danni di Benny Failla, fallo e giallo per Marchiano, il primo cartellino nel Carini, a palla lontana commette fallo con una sbracciata Marchiano,
forse cade nella trappola di Failla che cercava proprio questo, a pochi passi dall'arbitro. Segnala un calcio di punizione con giallo per Marchiano, calcio di punizione Cus. 20. Siamo al 70esimo, intanto stiamo entrando al 70esimo, 20 minuti al minuto numero 90. Stiamo già per entrare nel finale di gara. 20 più recupero al termine di questa nona giornata di Allievi Elite Under 17. Col Cus in questo momento è a quota 21 punti in vetta alla classifica del girone A. In attesa dei risultati dell'Athletic Club che giocherà all'ora 16 contro il Ribera, squadra abbordabile per l'Athletic, e del risultato del calcio di Scilla che giocherà oggi pomeriggio circa all'ora 17 contro la Fortitudo Bagheria. Scoma prova ad andare a sinistra, Dautile lavora su questa palla alta, Puccio se la va a prendere, si ritaglia una deviazione avversaria dando priorità a mantenere il possesso tra i piedi dei suoi. Rimessa da tra le cusse, riassedere per i padroni di casa sopra i due, dove il gol di Marchiano che ha accorciato le distanze. Vorrebbe scappare lì Pitucco, messo giù, non c'è fallo su Roberto Pitucco. Ora il Carini prova a riuscire con più fatica però rispetto ai minuti precedenti. Puccio la toglie bene al traffico, lo scarico ora è inevitabile dietro, ma ritorna Marchiano lasciando svanire quella giocata dal suo difensore. Brusca, un po' di confusione, Puccio riesce ad uscire a lui, bene Cristian Puccio, prova ad andare dentro, chiusura puntuale di Luca Cardinale, contropiede alle parte di Peralamia, giocando da Marchiano, con Mandalà alle spalle, vince questo duello numero 8 con in maglia bianca, vince questo duello Mandalà, ma la rimessa laterale per il Carini, per i ragazzi in maglia rossa e blu. Dician- 18. Dautilia, la palla rallenta sul Fortevento, Martorano non arriva soltanto alla chiusura avversaria. Occhio all'uscita, altezza, il super numerica qui Cus Palermo. Flavia Altezza, vede a destra salire pure Martorana, e quella è la direzione del passaggio richiesta. Martorana contro Mannino, gioca di suola, intervento sicuro sul raddoppio. L'arbitro assegna una rimessa laterale per i cittadini Carini. Cardinale Luca, l'ultimo tocco è bianco, rimessa laterale per il Carini che lascia la battuta a Mannino, ma in numero 17 Passarello manda là, prova a chiudere, palla che resta ancora vagante tra i piedi del Carini con Motisi che segue l'uomo fino alla metà campo. Cicero recupera Scoma, la palla rivolta verso Flavio Altezza, manda là, gioca dal 14. Martorana sul doppio scambio, bene servito la manda là, scappa Martorana sulla corsa, occhio che velocissimo, Cristian Martorana, poi non può fare affidamento alla palla lunga su questo forte vento, scappa via oltre la linea laterale, rimessa con le mani che sarà per il Città di Carini, quando mancano 17 al 90esimo. Roberto Pitucco, Martorana gioca dentro, verso Dautilia, la porta sul fondo, la palla termina via oltre la linea di porta, oltre la linea di fondo, rinvio dal portiere che sarà per il Città di Carini, dalle parti di Marasà. Pitucco, sponda verso Dautilia, raddoppiato, con difficoltà ad uscirla, poi Dautilia vorrebbe riprendere, forse c'era un contatto falloso, infatti è questa l'entità della chiamata del signor Tuzzolino che assegna un fallo di Dautilia e calcio di punizione. Sciortino, anticipo di Altezza, ora una battaglia in mezzo al campo su questa forte pioggia. Vorrebbe uscire a sinistra il Carini, si accentra Cicero, va al limite, Marchiano imbuca dentro, posizione di fuori gioco però, arriva una chiamata inevitabile, il signor Tuzzolino che ferma tutto per assegnare un offside in favore del Cus. C'è a terra un giocatore però, c'è a terra sembra essere Marchiano, no, a terra forse è il capitano, vedremo, doverlo comunicare tra poco.
Si alza Cicero. Momentaneamente fuori dal campo in quanto era stato richiesto un intervento in campo dello staff medico del Carini. C'è un altro cambio, sempre nella formazione ospite, dentro in maglia numero 18 Gabriel Conigliaro del Carini. Dentro Conigliaro in maglia numero 18 del Città di Carini. Fuori Cicero, sembra essere questa la prima discrezione. C'è un cambio anche nel Cus Palermo. Fuori Motisi, dentro in maglia numero 15 Angelo Cottone. Giusto. Ultimo quarto d'ora di gara dentro Cottone al posto di Motisi. Vuole forse Vesca in difesa, anche in difesa messa la Teola. Poi fallo commesso ai danni dell'appena entrato Gabriel Conigliaro. E calcio di punizione quando siamo al 76, ne mancano 14 al minuto 90 più eventuale recupero. Quale arbitro abbia voglia e ritenga opportuno assegnare minuti extra su questo gelo qui da Monreale. Pitucco anticipato. Palla per Marchiano, unico realizzatore del Carini fin qui. Manda la sporca e Altezza riprende il possesso. Potrebbe anche trovare un contatto in mezzo a due. Qui forse il fallo lo fa lui. Infatti è calcio di punizione per il Città di Carini. Ha commesso fallo proprio Altezza in mezzo a due maglie avversarie. Calcio di punizione per il Carini per un fallo commesso all'Altezza che gioca veloce. Gioca veloce il Carini. Dal 6 all'8. Marchiano in mezzo. Scoma attenta a fare buona guardia lì dietro. Ora parte un destro dal limite. Tiro di Cardinale che termina largo di pochissimo. Il tiro di Luca Cardinale, mentre il signor Tuzzolini invita a Polizia a sollecitare la ripresa del gioco, a velocizzare la ripresa del gioco. C'è la Bufera in campo. Guardate. Lancio lungo alla metà campo. Luca Cardinale ancora. Manda via Benny Failla provando a far correre Pitucco. Shortino incerto qui. Mesce con una leggerezza forse sull'arrivo di Pitucco. Poi Dautila calcia, la tiene dentro la mantia, la tiene anche lungolina tra i piedi dei suoi. Puccio tocca per ultimo. Palla vacante, resta in campo. Brusca, Cristian Puccio con Brusca che è giù a terra ora. È giù per terra Maurizio Brusca sotto la panchina del Carini. Signor Tuzzolino deve forse calmare qualche situazione in campo. Va a dire va buso duro con la mantia. Vedremo cosa segnerà, come riprenderà il gioco. Calcio di punizione, quindi fallo su Brusca, fallo commesso alla mantia e Dani Maurizio Brusca. E batte il Cus dentro l'aria. Palla allontanata via, mandala. La mantiene ora, mandala secondo lo scarico da Puccio, che fitta il tiro per avanzare ancora. Allarga sui lati. Martorana, Altezza, mandala, palleggio Cus Palermo. Mandala fai Altezza, nel limite dell'area di rigore. L'ultimo tocco del Carini, ora del Cus, prima dell'uscita, una rimessa laterale che sarà per il Città di Carini. Non vedo niente. C'hai ragione, ora ma qua ci stiamo bagnando. E pure mi sembra lo stesso. Andiamo Grazie. Ok, gli strappi, Puccio. Chiuso, fermato da Shortino. Ora ripartenza negata al Carini. Gioca alla sua altezza, ritornando verso Cristian Martorana. Palla all'8. Mandala. Ritorna dietro verso Scoma. Ultimi minuti di gara, poco più di 10 alla fine, circa 11 al termine del 90esimo più recupero eventuale. Alamia indirizzo verso il Marchiano. La palla però risulta un po' lunga. Marchiano sull'out di sinistra. Antonino Marchiano vorrebbe giocare, andare dentro mentre disturba il 2. Marchiano contro Altezza, poi forza troppo la giocata qui Marchiano. Altezza lo accompagna verso l'esterno. Sarà rinvio dal fondo, rinvio al portiere in favore del Cus, rinvio al fondo Cus Palermo. Vedi? No, è ritardo. Se replay. Lancia Polizzi.
Faina non colpisce. Scoma sull'avversario, quasi una sponda per l'attaccante Candelisa verso la corsa di Passarello. Sinistra Passarello, qui non vediamo bene, ve lo comunicherò io. Il tocca di altezza e calcio d'angolo che sarà per il Città di Carini quando siamo all'80° di gioco. 10 ancora più recupero al termine di questa nona giornata di Allievi Elite Girone A. Calcio d'angolo Città di Carini. Soluzione corta, resta lì. Non riesce a calciare in porta il Carini. Su un altro sviluppo, su una palla tesa da saltare Salvita in mezzo. Ora Brusca contro la Mantia. Maurizio Brusco alla Mantia. Gioca corto e Manino va lungolino dalle parti di Luca Cardinale. Davanti ancora Cardinale. A sinistra per Passarello. Qui non vediamo dove andrà al limite, palla rimorchio sull'inserimento, la doppietta di Marchiano e la partita si incendia clamorosamente nel finale. Marchiano sigla la doppietta contro la sua ex squadra, arriva a rimorchio sull'inserimento perfetto Antonio Marchiano, il gol che vale il 3-2, Cus Palermo 3, Carini 2, segna Marchiano, accendendo inevitabilmente questo finale di gara che ora torna del tutto in discussione con un solo gol di differenza quando mancano 10 più recupero alla fine. E il Carini ha tutte le carte in regola per crederci. 9 più recupero. Doppietta di Marchiano che prova a pulire la sua ex squadra nel finale. C'è ancora però qualche interprete disponibile alla panchina del Cus Palermo. Se riuscirà, se farà qualche altro cambio, forse sì, forse sembra sia il momento di Madonia. Polizzi allontana, mette giù bene Mannino. Gabbia, non ti fermare, Gabbia! Mandala si accentra benissimo, Mandala ancora, benzina sulle gambe dell'8, oggi è protagonista di una grandissima prestazione, ritorna a tirare in casa. Poi Brusca non chiude il doppio scambio, non arriva sulla palla di Puccio, complice anche la pressione del tamponamento dell'avversario. Ora Puccio e poi Mandala. Palla vagante in mezzo al campo, salto da Utilia, c'è pure Pitucco, non c'è fallo con tutti i giocatori a terra. Forse su Martone il fallo c'è, l'arbitro lascia proseguire il gioco, mentre Passarello non mette ancora la palla fuori, il gioco in effetti prosegue. No, c'era un fallo, non è arrivato il fischio dell'arbitro, un po' di confusione in questa piccola dinamica. Richiesto intervento dello staff medico del Carini perché c'è a terra Shortino, dolorante nelle zone del capo. Ci avevo pensato, il tè caldo al limone. Cambio nel Cus, fuori Fleve Altezza, dentro Di Franco nel Cus. Quando mancano 7 più recupero alla fine. 7 più recupero al termine. È entrato Di Franco al posto di Altezza. Mentre Shortino ancora un po' stordito dalla botta subita. Viene messo un po' di acqua che sicuramente calda non sarà sulla testa. Con questa temperatura non penso sia tanto piacevole per il 5, per il difensore del Carini. Siamo al termine, agli sgocci di questa partita, riaccesa clamorosamente da Antonio Marchiano, ex assoluto di questa partita. Lui come Piralamia e Candela. Guarda, si riprenderà da un calcio punizione per il Cus. Va a battere Angelo Cottone. Da Utilia, serve la sponda di prima. Martorana può allargare sui lati, non più. Cristian Martorana elabora una giocata per calciare in porta. Larga il tiro di Cristian Martorana. Rinvio dal fondo, rinvio al portiere per il Carini. 6 più recupero alla fine. Va corto Marasà verso la Mantia.
Marchiano ora trovato con Puccio che disturba, la palla però viene girata all'otto sulla sponda effettuata. Ora occhio alla spinta sui lati del Carini che prova a spingere ancora, rallenta un attimo, guarda l'area di rigore, calcio in porta, largo il tiro, larghissimo dalla porta di Polizzi. Sarà rinvio dal fondo, rinvio al portiere senza deviazione, quindi questo tiro 85 segna il cronometro, 5 più recupero al termine di questa battaglia qui da Monreale, al Comunale Concadoro di Monreale, campo di casa del Cus Palermo. Mamma. Lancia Polizzi, salta Pitucco e lui che colpisce in mezzo a due maglie. Marchiana per a destra, può salire più la Lamia per servire la corsa così del suo compagno sulla fascia. La palla passa, la palla filtra, Passarello si gira e calcia Polizzi. Polizzi salva Polizzi nel finale a negare il gol del pareggio. Polizzi, riflesso provvidenziale, miracoloso l'intervento di Polizzi a salvare il vantaggio Cus Palermo. Torna in campo Polizzi e lo dimostra di essere in forma. Possesso Cus dopo un'altra clamorosa occasione per i cittadini Carini per provare addirittura a pareggiarla, mentre c'è un cambio nel Cus dentro. Madonia sembra essere al posto di Dautilia. Dentro Madonia, fuori Dautilia. È entrato al 60° Gabriel Dautilia. Forse vuole giocarsi le proprie carte per portare a casa i 3 punti. Mister Adele, questa è la prima lettura che arriva da questa sostituzione di Franco Calcia. Pitucco atteso da Sciortino, poi che arriva verso Mandalà. Ora Martorana dentro verso Mandalà, non arriva solo inserimento. Sciortino chiude l'anticipo, la rimessa laterale per il Cus Palermo quando siamo all'87esimo, minuto numero 87 su 90 più recupero. Ora smette anche di piovere sul terreno di gioco. Vedremo quanto si giocherà ancora questo extra time. Ancora qui dobbiamo arrivare però. Marchiano non trova il compagno, soltanto Mandalà. Martorana svirgola sul primo tocco. Palla uscita verso Cristian Puccio che cerca di accelerare servendo Maurizio Brusca. A sinistra di Franco, Brusca vuole andare centralmente ancora. Brusca fermato però, rallentato sull'avanzata, lotta ancora, va giù. La palla viene uscita dal città di Carini col suo capitano Luca Cardinale. Ripartenza Carini, affacciandosi sui lati di Peralamia, sotto gli occhi di Davide Adeola. Alamia contro Brusca, calcia fuori, la manda via Maurizio Brusca senza mezze misure, rimessa laterale per il città di Carini. Rimessa laterale ospite all'88esimo. Marchiano, il migliore in assoluto in partita per il Carini. Poi Polizzi blocca e va giù con estrema sicurezza. Blocca e va giù Polizzi. Lancia lungo ora. Ha avuto l'uscita di Cardinale. Resta buona per Martorana. Se la perde però Cardinale la recupera subito dopo. Poi al 6. Il capitano Luca Cardinale del Carini gioca da Marchiano. Occhio che può impostare la giocata calciando da fuori. Palla che termina larghissima dalla porta di Polizzi. Non trova lo specchio quel 16 maglia rossa blu. Rinvio al fondo. Rinvio al portiere per il Cus Palermo a 90 secondi alla fine del 90esimo regolamentare. Polizzi. Sotto il rinvio errato perché trova il recupero rapido il Carini. Passerello non da Conigliaro. Ora anticipo forte di Lamantia che si scontra ancora con Brusca. Prova a scappare Marchiano. Clamorosa rimonta del città di Carini con Marchiano che ne ha segnate 3. Segna Antonio Marchiano il gol del pareggio. Clamorosa rimonta, clamorosa recupero dell'ex di questa partita, della stella del Carini che segna il 3-3
parità, Città di Carini, guarda come esulta poi il resto della squadra qui sotto la tribuna, e 3-3, ne segna 3 contro la sua ex squadra Antonino Marchiano, incredibile, nel finale siamo ora al 90esimo e il risultato è di 3-3, la pareggiata Marchiano, il più classico dei classici nel calcio, il gol dell'ex, ma che ne segni 3 è difficile da vedere ogni giorno, 3 pari che partirà sui nostri schermi. Cus Palermo 3, Carini 3, minuto numero 90, pronto un altro cambio nella formazione ospite, pronto a entrare in campo in maglia numero 7, Daniel Chianello. Vedremo quanto sarà l'entità del recupero, esce fuori Marchiano dopo aver segnato il gol all'ultima palla della sua partita. Del cambio al 7 Chianello, 3 pari. Ora sarà tutto compito dell'arbitro a segnare il recupero e poi vedere cosa avrà insomma per noi questa partita spettacolare. Dal 3-0 al 3-3 il Carini con la tripletta di Marchiano. Ora Brusca. Giocata dal 20, Puscio, rallentato, vale il Samir, messo giù, Madonia, fallo con giallo annesso, rivolto verso la Mantia. Ammonito il 3 su un fallo su Mattia Madonia e calcio di punizione per il Cus Palermo. Occhio da questa mattonella, dal limite dell'area di rigore. Vedremo chi si preparerà a battere questo calcio piazzato che verrà riconsegnato prima da Scoma. Il testimone passa a Rafailla. Vedremo chi andrà a battere questo calcio di punizione al limite per il Cus. Su un fallo procurato da Madonia. Un fallo commesso da La Mantia. Ma il numero 3 per il Carini. Calcio di punizione va a battere Failla. Ne vuole 5 in barriera Marasà. Occhio, non è sicuro che vada dritta in porta qui Failla su questo schema. Tutti in avanti ora. Tutti in the box. Mentre Scoma scappa a destra. Occhio agli sviluppi corti. Failla. Calcio in porta, Failla, clamoroso il risultato, segna Failla, da calcio piazzato, il Cus torna sopra, al 92esimo, segna il Cus Palermo, segna il gol che vale, il 4-3, e da qui non vediamo più, calcio piazzato, realizzato da Failla, forse non il più frequente dei battitori di questa squadra, ma dimostra di saperlo fare al meglio, di saperlo fare alla perfezione, e 4-3. Cus Palermo 4, Città di Carini 3, la risposta di Failla alla tripletta di Marchiano, 4-3 Cus. Clamoroso al comunale con Caldoro di Monreale. C'è in mezzo al campo un membro intanto della società? Non riconosciamo da qui. 4-3 Cus Palermo, 2 gol allo scadere. Dopo il pareggio subito, il Cus non molla. Ora c'ha tutto da difendere, siamo al 93esimo, non sappiamo nulla sull'entità dell'eventuale recupero. Non sappiamo quanto recupero del signor Tuzzolino. Siamo al 93esimo intanto. Cus Palermo 4, Carini 3. Martorana gioca lì. Prova a scappare Martorana. Pitucco difende. Lancia via il 17. Ribatte sul lato Cottone, Martorana tiene in campo, ora ancora lotta per il possesso, Pitucco passa, va giù, poi viene pure scalciato addirittura, non bel gesto, ma il contropiede è comandato da Madonia, Marasà si fa male qui Madonia, l'arbitro deve fermare il gioco, la partita si sta incattivendo nettamente, c'è Madonia che si è fatto male lì, Pitucco scalciato, sta un po' sfuggendo di mano l'arbitro deve fermare il gioco perché Madonia è caduto male ed è a terra dolorante alla testa.
Si è fatto male Madonia qui sulla caduta. Resta a terra Matteo Madonia. Non si è visto tanta sportività in questi ultimi minuti. Pitucco fermato giù, scalciato pure da terra. È caduto male, la partita si sta incattivendo. Occhio. Resta a terra dolorante Madonia. Forza Mattia! Dai, vai! Forza Mattia! Forza! Mattia! Ti ha fatto male! Dato la palla e è andato come il portiere. Si capisce, no? Però si è fatto male. 95-30. Sì. Sì. Rinvio dal fondo, Polizzi lancia via, ancora si gioca, siamo al 96esimo, interminabile sotto la bufera monrealese qui, questa nona giornata di allievi di Under 17, dopo il gol del vantaggio di Benny Failla allo scadere. Lancia via Failla. Luca Cardinale, vola il 19, Puccio chiude e può mandarla via più che può Martorana. Ora Shortino, 6 minuti oltre il 90esimo. Si gioca l'ultima speranza il Carini. Puccio si lancia sul pallone, rimessa laterale per i cittadini Carini. Mannino. Palla al limite. Prova a girarla i cittadini Carini, un po' di confusione in mezzo al campo. Madonia lotta, la palla viene a faccia alla sinistra da Passarello, che non va dentro, tocco bianco e calcio d'angolo. E l'ultima palla, dice il signor Tuzzolino, dopo il calcio d'angolo sarà finita. E questa è la comunicazione, sale pure Marasà. Tutti in area di rigore ora. All'ultima palla di questa partita. Tutti in area di rigore. Ultima palla della gara. Andrà a battere il capitano Luca Cardinale dentro l'area di rigore. Toglie via il Cus, resta vivo, spazza via, può bastare così. Il Cus trionfa nel finale col gol di Benny Failla, chiudendo una battaglia in mezzo al campo, sotto il diluvio, sotto la bufera. Forse si incattivisce un po' la gara in mezzo al campo. Fatto sta che il Cus mantiene il primato in classifica, raggiunge quota 21 in vetta al girone A di allievi di Under 17. Cus Palermo 4, Città di Carini 3. Una bellissima partita che ci ha intrattenuto per questi 90 minuti. Poi si guasta un po' nel finale su questo battibecco. Ora non vedremo più, ve lo comunico io che sta arrivando a fare l'ola. Siamo nella tribuna. Gol di Guida, Scoma, Balzano a primo tempo, pareggia Marchiano con una tripletta da ex avvelenato contro il Cus Palermo, mentre segna Failla il gol della vittoria che mantiene il primato Cus Palermo. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la sala passare insieme. Un saluto, alla prossima, Filippo Longe, grazie sempre.